Signore e signori, buonasera, benvenuti, è un piacere come sempre potervi accogliere qui a Villa Settembrini in occasione di questo appuntamento che annualmente si ripropone, fortunatamente. Quest'anno siamo alla 49esima edizione, una data direi di tutto rispetto, e ci prepariamo il prossimo anno a celebrare il 50° anniversario della 50esima edizione. Noi e il premio Campiello, quindi sono due eventi nella nostra regione grossi dal punto di vista così del premio letterario. E quindi che un premio letterario duri 49 anni in una situazione che poi i nostri critici, i nostri esperti potranno anche dettagliare di più, in un panorama dove penso che sia a livello regionale che nazionale i premi letterari non manchino, significa che ci sono delle premesse assolutamente positive sulla tenuta e sulla anche qualità di questo premio. Allora io vi do veramente il benvenuto con molto affetto, perché il fatto che voi siate così affezionati al premio è anche per tutti noi un grosso piacere, anche un segnale che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta e che l'interesse anche nei confronti del premio da parte della città continua ad esserci. Allora voi sapete un po' la prassi di questa cerimonia, che oggi qui alla presenza dell'assessore alla cultura Tiziana Agostini, che è anche membro sia del comitato Settembrini che della giuria, Laura Letti, componente della giuria, il professor Pullini, presidente della giuria, e la presenza qui dei rappresentanti della giuria dei giovani, degli allievi scelti dagli istituti scientifici, licei scientifici di Mestre, il Bruno e il Morin, il liceo Franchetti classico e l'istituto Stefani Liceo, che è un liceo specializzato. Allora, la giuria ha lavorato selezionando una cinquina che adesso dirò, cioè allora il libro, il volume del professor Lionello Puppi, Il re delle isole fortunate, edito da Angelo Colla, libro di racconti di Armando Balduino, edito da Manni, Non rimpiango, non lacrimo, non chiamo, un libro scritto a 4 mani da Marino Magliani e Vincenzo Pasdini, dell'editore Transeuropa Edizioni, Diletto di Ugo Riccarelli, Caterналtra, dell'edizione Wolfgang Poland, e poi il libro di racconti di Giulio Mozzi, Sono l'ultimo a scendere e altre storie credibili, Mondadori e no. Ecco, allora voi sapete che adesso è prevista da parte, dopo i saluti dell'assessore alla cultura e della dottoressa Lepri, il presidente darà annuncio del vincitore. Ci sarà un incontro quindi tra di voi e il vincitore, poi questa sera al Teatro Tognolo per la cerimonia di premiazione. Allora, grazie ancora veramente di cuore di essere qua, do la parola all'assessore alla cultura di Tiziana Agostini. Buonasera, un grazie preliminare alla dottoressa Maria Teresa De Gregorio, che in rappresentanza della Regione e in quanto autore di questa regione gestisce e organizza una dimensione culturale importante del nostro territorio, che è legata alla scrittura e alla letteratura, e in questo caso al premio Settembrini. Premio Settembrini con cui l'amministrazione comunale di Venezia collabora a partire anche dalle contingenze fortuite e fortunate, perché prima ancora di essere nominata assessora mi trovavo nella giuria e nel comitato del premio, e questo mi consente anche di valutare pienamente il valore di questa iniziativa nel nostro territorio. Un territorio dove la scrittura è di casa, dove gli scrittori sono di casa e dove scrivere è possibile, perché le suggestioni dei crocevia metropolitani, come ci piace pensare Mestre, consentono di ricavare storie, per cui portare in primo piano delle narrazioni brevi, come nel caso dei racconti,
significa anche stimolare i nostri concittadini a scrivere, ma soprattutto questa sera noi siamo lieti dell'appuntamento perché il premio Settembrini, come tutti ben sanno, è il premio più significativo per quanto riguarda la forma della scrittura, che è la narrazione breve condensata poi in un volume di racconti. Naturalmente, come ricordava la dottoressa De Gregorio, noi ci apprestiamo anche a fare festa come si deve ad un appuntamento importante, 49 anni, sappiamo della fatica di portare avanti la dimensione della cultura nelle scelte anche delle pubbliche amministrazioni, ma abbiamo anche la consapevolezza che se il nostro luogo è un po' più civile, un po' più abitabile, lo dobbiamo proprio alla cultura in generale e al promuovere la scrittura anche attraverso la forma dei premi. Più tardi ci sarà la consacrazione ufficiale del vincitore, la segnalazione dei altri 4 finalisti che comunque onorano il premio, tra l'altro un premio importante, ma nel merito della partecipazione ben dirà meglio di me il professor Giorgio Puglini. Sicuramente da amministratrice di questa città che si chiama Venezia, vedere a Mestre questo premio è nel segno anche di una parte del nostro comune che è quella più dinamica e più capace anche di rappresentare i processi del presente, come sa fare la letteratura e come sanno fare i libri editori. Ecco la parola alla dottoressa Laura Lepri, componente della giuria. Allora, grazie. Sì, 2 parole molto velocemente, solo per parlare di 2 libri in sintesi estrema, poi di altri 2 libri parlerà Tiziana Agostini e del vincitore professor Puglini. Dunque, io mi soffermo a segnalarvi con molto calore, molta convinzione, 2 libri scelti dalla giuria tecnica di cui davvero mi onoro di far parte, nel senso la sottolineatura, ma nell'onorata, nell'essere onorata, di far parte da qualche anno, di 2 libri che sono di 2 professori e che secondo me sono la cui presenza è interessante perché infrangono un pregiudizio, un luogo comune e anche qualcosa di vero, una tradizione, nel senso che sono 2 professori, 2 studiosi molto insigni, molto importanti, ognuno nella propria specificità, ma permettetemi il paradosso, sono 2 professori che sanno scrivere molto bene, cosa che non è scontato, e che sanno scrivere molto bene di narrativa, cosa anche questa che non è scontata. Di solito noi abbiamo una tradizione accademica, mi sia permesso di fare la monella a questo punto, che non è come quella anglosassone. I professori non sono attentissimi a quella che si chiama la funzione destinatario, ma più, diciamo così, all'interno delle proprie ricerche. Non abbiamo una forte tradizione divulgativa, purtroppo, credo che questo sia un limite della nostra cultura. La nostra sorpresa quando abbiamo preso in mano questi 2 libri, che sono uno di Armando Baldurino, insigne professore dell'Università di Padova, italianista, persona di squisita sensibilità letteraria, non il primo libro che scrive, questo è un libro di racconti, ma Baldurino ha già scritto anche altri libri di, come si chiama oggi, di fiction, di narrativa, romanzi, inserendosi in quello che è una tradizione, una forte tradizione novecentesca, molto all'insegna di Pirandello, e anche questi racconti in qualche modo lo sono, e sono racconti scritti benissimo. Il titolo, diciamo così, ironico a proposito di Pirandello è appunto Ladro di racconti, dove Baldurino forse per la prima volta racconta anche frammenti della propria biografia, ma in modo con una scrittura pulita, tersa, precisa, non ci sono, concreta, con una scrittura di grande forza e di grande concretezza. Mi corre l'obbligo di essere ancora, se
fosse possibile, più complimentosa per il libro di Lionello Puppi, Il re delle isole fortunate, un libro che io ho amato moltissimo e che vi consiglio molto caldamente di leggere. Perché? Perché il professor Puppi, che tutti conosciamo come storico dell'arte, qui fa un esperimento interessante, nel senso che racconta frammenti di storia dell'arte, ma li racconta, cioè non è lo studioso che rende conto di date, precisazioni, puntualità e interpretazioni, ma accoglie frammenti della storia dell'arte prevalentemente veneziana e veneta e prevalentemente cinquecentesca, cioè di quel momento in cui, come dire, a Venezia c'erano tutti che facevano le cose migliori in assoluto, e lo fa con una scrittura ancora una volta molto narrativa, ma è una scrittura di confine, non è la scrittura saggistica, non è nemmeno una scrittura di invenzione, ma narrativizza frammenti di storia dell'arte. Io l'ho trovato un esperimento forse non nuovo, ma che appartiene, che, come dire, si imparenta ancora di più con quella tradizione divulgativa un po' più anglosassone e un po' meno italiana, e forse è bene copiare le cose migliori degli altri. Forse noi avremmo bisogno, appunto, in questo senso, di essere meno, spendere meno orgoglio nazionale, andare a vedere l'erba del vicino. Io ho trovato questi racconti del professor Puppi magnifici, affascinanti, ben scritti, però appunto sono narrazioni di confine fra la cosa vera, il dato reale, l'aneddoto che riguarda il pittore, sia esso Tiziano o chi per esso, la cosa concreta, ma con una narrazione secondo me di grande fascino, quindi insomma, onore anche all'editore che ha scelto, Colla, che ha scelto di seguire, incoraggiare questo giovane editore di belle speranze. Davvero molti complimenti. Non ho da aggiungere altro se non la preghiera di caldeggiare la lettura di questi due libri molto buoni, a mio avviso. Come avete capito, i giurati hanno passato delle buone ore con questi libri, anche tra di loro, nel discutere e nello scegliere chi doveva entrare nella cinquina, perché mi sia consentito un ragionamento di ordine generale da giurata. Quello che va rilevato è la partecipazione significativa, non soltanto in termini quantitativi ma in termini qualitativi. Noi abbiamo avuto molti autori importanti ed è stato da un certo punto di vista difficile scegliere e ridurre a 5 i nostri orientamenti. Laura Lepri ci parlava di questi grandi maestri che tutti noi abbiamo avuto l'onore di frequentare e con i quali ci siamo formati. Però il tema della letteratura quest'anno nel dibattito sui giornali si è molto incentrato sulla questione stilistica. Pare che in Italia il livello medio dell'italiano che viene usato per i libri e per la narrazione sia un po' sceso. Si curano molto le trame, ma si presta meno attenzione e meno vigilanza alla forma delle storie. Probabilmente la forma del racconto consente invece di fare un'operazione di sorveglianza della propria lingua e della propria scrittura. Uso questa premessa di ordine generale perché è funzionale a spiegare le ragioni che hanno portato a scegliere i due libri che vi sono stati affidati di presentare. Ugo Riccarelli, che tutti noi conosciamo già come raffinato scrittore, con questo volume di racconti Diletto porta sulla pagina un insieme di suggestioni, giocando un po' con l'ambivalenza del diletto e anche staccando
la preposizione di letto, che in qualche maniera il letto, il filo conduttore, il letto dove si può sognare, si può amare, si può appoggiare il proprio bambino e anche possibilmente dormire. La scrittura di Riccarelli è molto precisa e puntuale nelle sue narrazioni e la scelta di inserirlo nella cinquina è proprio legata alla cifra stilistica delle sue storie. Cifra stilistica che ritorna anche nell'altro volume, se scelto, Non rimpiango, non lacrimo, non chiamo, di due autori accomunati dalla compresenza nello stesso volume, quindi Vincenzo Pardini e Marino Magliani, ma al di là della contiguità, quello che rende omogeneo il libro è questa grande intensità nello scegliere delle storie anche estreme, che hanno a che fare con le figure marginali, con i borderline, con la follia, con la civiltà contadina e il mondo della montagna, che non porta a liberazione, non c'è Arcadia in queste storie, ma c'è anzi molta violenza, molta marginalità, molta sofferenza. Una sofferenza, una marginalità e una violenza anche della narrazione, resa però con una lingua sempre precisa e puntuale, per cui anch'io mi sento di sottolineare questi due libri suggerendovi di leggere, perché sono delle storie importanti e sono una cifra stilistica di un nuovo italiano che si va producendo. Grazie. Allora, prima di passare la parola al professor Pullini, vorrei ringraziare e salutare, ringraziare della loro presenza qui gli eredi settembrini, la signora Di Marcantonio, la signora Nogarin degli Angeli e la signora Liliana Bartolini. No, allora, ok, perfetto, perché con le eredi che fanno parte, compongono il comitato, annualmente noi ci troviamo per poter cercare di rendere sempre più appetibile, trovare delle soluzioni anche perché il premio possa essere sempre maggiormente inserito anche nel tessuto cittadino. Quindi io devo ringraziare loro del lavoro che svolgono, perché bisogna anche ricordare che Arnaldo Settembrini è stato lui, e grazie a lui, grazie alla sua passione, grazie alla sua anche lungimiranza di lasciare in un certo senso alla regione un onore, perché anche se è un onere, ma è più un onore che un onere, di continuare a portare nel tempo avanti questo premio. Quindi credo che il ringraziamento a Settembrini venga portato per il tramite delle sue nipoti che sono qui presenti. Ecco la parola adesso al professor Pullini per il momento della forse qui in mente, sì, sostanzialmente. Intanto ringrazio le due colleghe Tiziana Agostini e Laura Lepri per quello che hanno detto dei 4 altri volumi che fanno parte della cinquina. Sia chiaro, io nella giuria ci sono anche Michelangelo Bellinetti, Mario Baudino, Giancarlo Marinelli e poi c'è il presidente emerito, mi pare si chiami onorario, Gian Antonio Cibotto, a cui mandiamo un affettuoso saluto, che non può essere presente per ragioni di salute. Non è che io li ho ammazzati gli altri 3 uomini. Facciamo un applauso a Cibotto. Non li ho ammazzati gli altri 3 uomini, sono rimaste le 2 donne che fanno la loro bella figura. Non so se uscirò vivo però, perché sono donne di carattere, molto brave, e comunque al premio, al concorso, se non sbaglio, 42 libri, molto vari anche nella qualità. Certo è sempre difficile scegliere un libro, molte volte il pubblico si sdegna perché è stato premiato un libro invece che un altro, perché lui avrebbe preferito quel libro invece che quell'altro. Certo, i concorsi letterari, come tutti i concorsi diciamo anche artistici, possono essere musicali, sono diversi
dalle gare sportive. Nelle gare sportive si può sbagliare l'arbitro, ma a un certo punto 2-1 e 2-1, a un certo punto il salto in alto è 97 invece che 93, lì non si discute. Di fronte alle opere del pensiero o le opere d'arte, le opinioni possono essere molto varie, e molte volte ci troviamo in imbarazzo noi stessi di fronte a dei libri che apprezziamo in uguale misura o quasi uguale misura, per i quali però bisogna poi prendere partito. Quindi, con tutta la stima per i libri che noi abbiamo scelto, questo non significa che gli altri siano libri da buttare, ce ne sono molti altri di buoni, e che probabilmente a qualcuno del pubblico possono piacere anche di più di quello che non siamo piaciuti questi a noi. Insomma, l'ambito il mondo della cultura e dell'arte in particolare è molto sfumato. Seguirete anche voi spesso, non so, il Festival del Cinema per esempio, no? Molte volte dicono dei film che non convincono tutti i membri della giuria, ma convincono alcuni membri più di alcuni altri. La mia opinione, per l'esperienza che ho, scopro l'acqua calda, è che si premino dei buoni libri, che siano i migliori in assoluto. Questo nessuno lo può decidere, non esiste il migliore in assoluto nell'ambito artistico. Possono esistere dei buoni libri. L'importante è che abbiamo premiato, che abbiamo scelto dei buoni libri che possano riscuotere anche l'interesse e l'approvazione di voi lettori. Ora, il vincitore, avrete già dedotto voi chi è, perché sono stati presentati 4 libri, ma non è stato presentato il libro di Giulio Mozzi, Sono l'ultimo a scendere, e altre storie. Scrittore d'altra parte noto, se non sbaglio è il suo 6º volume, libro di racconti, e ha scritto soprattutto racconti, alcuni già molto noti, anche popolari, e pubblicati anche da editori di nome. Ha cominciato con Questo è il giardino, Teoria 93, poi ripubblicato da Sironi, La felicità terrena e Einaudi 96, Il male naturale, Mondadori 98, Fantasmi e fughe, Einaudi 99, Fiction, Einaudi 2001. Poi c'è un intervallo abbastanza lungo, se non sbaglio, dal 2001 a questo ultimo, appunto, Sono l'ultimo a scendere e altre storie incredibili, Mondadori. Ora, stasera leggerò una motivazione. Ora, che dire, intanto brevemente si può dire qualcosa dell'autore. Io ho detto non è un autore nuovo per noi, è piuttosto noto, nato a Camigliano Vicentino, non importa dire quando. No, io ci tengo a non dire quando, perché si cominciano a dire quando di me sono finito, e quindi meglio non dire, sfumare. Risiede a Padova, ma oltre ad essere scrittore noto, tiene anche in rete dal 2000 un bollettino di letture e scritture, e dal 93 ha creato a Padova una piccola scuola, da definisce lui piccola, scuola di scrittura creativa, ed è organizzatore di nuove energie creative in campo letterario. Quindi oltre a scrivere per sé, non per sé, per i lettori, ma da sé, alleva, si può dire, ma in brutta parola alleva, perché fa pensare, educa, fa crescere anche giovani scrittori, indirizzandoli alla scrittura autonoma. Quindi nessuno meglio di lui può presentare il libro di racconti che ora ha scritto, ma questo, la presentazione la leggerò questa sera. È un libro formato di ben 132 racconti brevi. Sono dei flash di brevi, sono delle istantanee di racconto. L'unità, se vogliamo, di luogo è costituita dal ricorso frequente del treno, e l'unità del mezzo attraverso il quale si intrecciano i racconti è costituita dal telefono. Cioè sono occasioni che gli si offrono di incontrare persone, e in treno, lui è un viaggiatore quasi quotidiano, perché cura presso l'editore Sironi una collana di narrativa, e quindi è anche costretto per motivi di lavoro a spostarsi
quasi quotidianamente, quindi quasi quotidianamente viaggia in treno e poi riceve di continuo, soprattutto a casa, telefonate da parte di aspiranti scrittori, ma anche un po' tutti noi, da parte, diciamo, di rompiscatole, chiamiamole così volgarmente, cioè quelle persone che ormai sono autorizzate, poveretti, forse sono anche un loro lavoro alle volte, a reclamizzare un certo prodotto o a invitare a una certa occasione, a un incontro, a un dibattito, eccetera. Mozzi ha l'occhio aperto sulla realtà che gli si offre, che lui non cerca, ma gli si propone, qualche volta gli si impone. Non la tratta sempre bene, cioè è disponibile finché la persona che lo interpella non comincia a premere un po' troppo il pedale, si comporta magari scorrettamente o ineducatamente o qualche volta rimane nel vago. Ci sono delle telefonate molto divertenti o piacevoli in cui la persona che telefona non dichiara il suo nome, non dice per quale ditta lavora, e Mozzi allora la incalza, vuole che si riveli finalmente e a un certo punto comincia anche a prenderla in giro o interrompe il dialogo in maniera drastica. Lo stesso Mozzi si definisce un orso qui, ma è un orso per forza di cose, diciamo, la realtà che si presenta davanti non è delle migliori. Mozzi non giudica, lascia che capiamo noi dal modo in cui si comporta di fronte a queste persone il giudizio sottinteso. Molte volte appunto si tratta di persone maleducate o comunque di persone un po' distratte, vaghe o presuntuose, che pensano di aver diritto di intervenire, di interferire sempre nella vita degli altri. E lui ne ricava non delle morali, ma delle conclusioni molto spesso umoristiche, molto spesso divertenti, non direi comiche perché sarebbe esagerato, ma molto spesso piacevoli. E la scrittura è molto secca, molto sintetica. Dice Mozzi che per la prima volta qui ha dato ampio spazio al dialogo, quello che non ha mai fatto negli altri suoi volumi di racconti. Infatti il dialogo è incalzante, direi che i racconti si risolvono quasi in dialoghi di botta e risposta. È uno stile molto sintetico, molto secco, scattante e incisivo. Direi che qui c'è materia per 10-20 romanzi, volendo, anche se Mozzi non scrive romanzi, o perlomeno per racconti lunghi, perché c'è un materiale veramente inesauribile. Dico, è una finestra che si apre sulla realtà contemporanea come gli si presenta e gli si offre, con una miriade di situazioni, di occasioni e di personaggi, di tipi, perlomeno, di tipi, che potrebbe anche implicare uno sviluppo maggiore, ma va benissimo anche così, perché il libro si divora, ogni racconto invita a passare al successivo, perché sappiamo che già nel successivo ci sarà una situazione nuova e diversa, anche se sempre, dicevo, collegata da questi motivi ricorrenti del treno e del telefono. Un libro quindi veramente vivo, vitale e nello stesso tempo mobile. Non so quanto ci sia di vero e quanto di fantastico, dice lo stesso Mozzi, non ha voluto riprodurre alla lettera solo fatti che gli sono accaduti, né d'altra parte ha voluto soltanto inventare. Probabilmente si è ispirato a occasioni che gli sono capitate, ma poi anche deformate e ricreate da par suo. Ne ha scelto un certo numero, perché Mozzi, come dicevo prima, tiene dal 2002 su rete, che io non so neanche cosa voglia dire perché io non capisco niente né di computer né di internet, purtroppo appartengo a un altro secolo, a un altro secolo apparteniamo tutti purtroppo. Io forse a 2 secoli, io 2 secoli, e quindi mi sono fermato a un certo punto con i mezzi che ho imparato da ragazzo, sono arrivato alla macchina elettrica da scrivere facendo una miriade di errori e non di più. Vabbè, ma voglio dire, lui tiene, beato lui, in rete dal 2000 un bollettino di letture e scritture e un diario, anche tiene un diario, che voglio dire, un diario da cui ha estrapolato poi una scelta di racconti o di spunti che sono qui, ma ce ne sarebbero tanti altri, e lui stesso rimanda poi a internet per chi
vorrebbe leggerne altri. Stasera leggeranno dei racconti. Io non presumo adesso qui di dare un'antologia, perché poi adesso dobbiamo dare la parola all'autore, ma così un piccolo assaggio, se ne può dare un piccolo assaggio di situazioni divertenti che lui ci presenta. Per esempio, ecco, un poeta emiliano intitolato, al centro c'è una figura di un poeta di origine emiliana, e ognuno di questi brevi racconti porta una data. Diceva Uliari, 13 ottobre 2003, suona il telefono portatile, un numero sconosciuto, rispondo, come sentite già sono già 3 periodi questi. Suona il telefono portatile, punto, un numero sconosciuto, punto, rispondo a capo. Buongiorno, dico, sono Giulio Mozzi. Buongiorno, sussurra una voce maschile molto sommessa. Silenzio. Con chi parlo, dico. Silenzio. Per piacere, con chi parlo? Mi sente, dico. La sento benissimo, sì, grazie, sussurra la voce. Bene, dico, io sono Giulio Mozzi. Lei chi è? Sono un poeta emiliano, sussurra la voce. E si chiama? Dico. Silenzio. Mi scusi, sussurra la voce, sono troppo emozionato. Questo non impedisce di avere un nome e un cognome, dico. Silenzio. I nomi non sono importanti, sussurra la voce. Sono d'accordo, dico. Io però parlo solo con persone che hanno un nome e un cognome. È una vecchia abitudine. Mi viene fuori un po' d'orso, diciamo. Silenzio. Mi chiamo Tizio, sussurra la voce, e sono un poeta emiliano. Bene, dico, e io sono un prosatore veneto. Silenzio. Mi dica, dico. Silenzio. Dillo, penso, dillo. Un lungo silenzio. Vorrei che lei leggesse le mie poesie, sussurra finalmente la voce. L'ha detto, penso. So che lei ha una casa editrice, sussurra la voce, ora più rilassata. Non possiedo una casa editrice, dico. Lavoro per una casa editrice. Sono un consulente esterno, un cococò. Questa casa editrice, peraltro, non ha una collana di poesia. Silenzio. Allora anche lei è contro la poesia, sussurra la voce con un sospiro. No, dico, non sono contro la poesia. Lei, e le ho solo detto che la casa editrice per la quale lavoro non ha una collana di poesia. Finché le cose andranno avanti così, sussurra la voce, non ci sarà spazio per la poesia in Italia. Sono d'accordo, dico. E finché lei si rivolgerà a casa editrice che non pubblica la poesia, avrà la certezza che nessuno pubblicherà le sue poesie. Ma chi pubblica poesie in Italia oggi, sussurra la voce ormai decisamente irritata. Vada in libreria, dico, se lei è un poeta emiliano, vada a Bologna, Modena, in una libreria Feltrinelli, guardi le scaffali di poesia, veda che case editrici ci sono. Lei dice, sussurra la voce ora più certa. Dico. Lei va spesso in libreria? No, sussurra la voce. Lei legge molto? Dico. No, sussurra la voce. Io scrivo, non leggo. Quindi lei non legge gli altri poeti italiani, dico. In che senso? Sussurra la voce. Lei ha letto Zanzotto? Dico. No, sussurra la voce. E Caproni? Dico. No, sussurra la voce. E Giudici, Luzzi, Delia, Riccardi, Dal Bianco, Rondoni, Albinati, Vialetti? Dico. Mai sentiti nominare? Sussurra la voce. Bene, dico. E poi sto zitto. Sta zitto anche lui. Lei dice che dovrei leggerli? Sussurra la voce. No, dico. Dico che se lei non si degna di leggere, non vedo perché qualcuno dovrebbe leggere lei. Silenzio. È uno scambio di favori allora, sussurra la voce. Ora veramente furiosa. Io leggo te, tu leggi me, io compro il tuo schifoso libretto di merda e tu compri il mio schifoso libretto di merda. È così, vero? No, dico, non è così. Lei sa che è così, ma non vuole ammetterlo, sussurra la voce, perché anche lei fa parte del sistema. Lei pubblica schifosi libretti di merda, di schifosi poeti di merda, perché altri schifosi poeti di merda li comprino e li lodino. Sto zitto.
quanto vuole? Sussurra la voce brusca. Dico, quanto vuole? Sussurra la voce per pubblicare il mio schifoso libretto di merda. Ripeto, dico, la casa editrice per la quale lavoro non ha una collana di poesia. 4.000, 5.000 euro, sussurra la voce insinuante. 6.000, 7.000, neanche un soldo, dico. La casa editrice per la quale lavoro paga gli autori. Capisco, sussurra la voce, è tutta una questione commerciale. Lei non ha capito un bel niente, caro mio poeta Emiliano, dico. È lei che non capisce un bel niente, sussurra la voce. Sono d'accordo, dico. Mi pare che possiamo salutarci qui. Senta, sussurra la voce. Dica, dico. Comunque, sussurra la voce. Dove posso mandarle le mie poesie? Questo è già un solo limite, perché ci sono due personaggi. È già un romanzo, ci sono due personaggi, l'autore e l'interlocutore, con passaggi di tono, variazioni, è tutto dialogato, salvo dico, silenzio, dico. Per cui dopo io rivolgerò una domanda anche al nostro autore, si è mai pensato al teatro, ma lasciamo andare a dopo. Ora io non voglio dire altro, dico il mio è piacevole, non pensate che sia soltanto un libro umoristico, anche se ci sono anche dei momenti di pausa, penso, non so, al racconto di morte di un amico che si suicida, per esempio, ma ci sono anche dei racconti sulle difficili rapporti sessuali fra coniugi, per esempio, che si risolvono però in maniera molto divertente. Posso solo accennarne uno dove a un certo punto il protagonista lo racconta a un amico, torna a casa, scopre la moglie in un rapporto intimo con un'altra persona che poi è l'idraulico. Ma questo crea un complesso nell'uomo tradito, perché a un certo punto si trova, si risveglia la sua sessualità. Quando lui pensa a sua moglie o al compagno che sia con l'idraulico, rincaduzzisce, e di qua nasce una vita sessuale molto intensa fra i due, tant'è vero che la donna dopo un po' non ne può più, perché è assalita tutte le ore di giorno e di notte, anche nel luogo del lavoro, anche in ufficio. E poi alla fine questa donna telefona all'amico cui il marito si è confidato e gli chiede: ma adesso allora dove stai? Mi sono trasferito altrove, ma dove stai? E sto con l'idraulico. Ma insomma ci sono qui anche una situazione seria, se vogliamo, può essere anche seria, ma risolta anche in chiave umoristica. Bene, ma allora diamo la parola a Giulio Mozzi. Prima di dare la parola a Giulio Mozzi, che stiamo veramente tutti attendendo con molto piacere, io devo dare la parola ai giovani, perché dal 1999 la giuria ufficiale è affiancata da una giuria di giovani, proposti da giovani delle scuole, e quest'anno le scuole, come avevo già detto prima, sono allora il liceo scientifico Giordano Bruno, è rappresentato da Yolanda Spadaro e Gianluca Pranzo, il liceo scientifico Morin, rappresentato da Mauro Zuin e Nicolò Trabucco, il liceo ginnasio Raimondo Franchetti con Riccardo Busato e Ginevra Rocchesso, e il liceo Stefanini con Lara Boschello ed Elis Zanchetti. Allora io adesso chiamerei il rappresentante, cioè chi i ragazzi hanno scelto per essere portavoce, che dia anche lui la dei giovani il nome del vincitore che l'hanno scelto, perché c'è anche un premio da giocare. Avete deciso, c'è qualcuno di voi? Chi viene? No, io li saltavo perché mi sentivo tanto giovane che mi pareva di essere uno di loro. Certo. Uno di voi che venga, che almeno dica il vincitore che avete scelto, poi la motivazione la leggerete questa sera. Allora. Buonasera, noi abbiamo scelto come vincitore anche da Giulio Mozzi. Diciamo che quando ci siamo trovati per decidere il vincitore non abbiamo dato a maggioranza, però eravamo tutti d'accordo
l'autore è stata una promozione molto veloce. E poi siamo stati contenti perché abbiamo visto che il nostro voto ha principio con il vostro. Ecco, quindi che non abbiamo votato insieme, lei votava al piano superiore e noi al piano inferiore e poi ci siamo trovati. Quando avevamo finito Certo. Quindi è È la una prima giudizio volta unanime, è la che prima volta. accade questa coincidenza, e voi non lo potete sapere. abbiamo detto che è la prima volta. Bravi. Sì, allora, se prima vuole parlare lei liberamente o vuole che io le chieda qualche cosa, lei ha già detto tutto, dice nel suo libro e quindi... No. È una bella cosa. Una cosa devo dirla, e cioè che gli scrittori di racconti sono in Italia particolarmente scalognati, perché i libri di racconti hanno un pubblico molto più piccolo di quello dei romanzi. Questo, se fate un esame di coscienza, lo sapete anche voi, perché nella vostra libreria probabilmente il romanzo prevale, ed è anche giusto, tutto sommato, considerato che i grandi libri della tradizione occidentale sono dei grandi romanzi. Dostoevskij ha scritto dei bellissimi racconti, ma sono incarnato, ma è di vita e castigo quello che resta. E forse questo vale un po' meno per la tradizione anglosassone, ma secondo me Armando è uno dei centri della cultura europea, quindi va bene così. Tuttavia, a noi che siamo scrittori di racconti, la cosa ci dispiace un pochino, anche di più un pochino, e come dire, io sono molto, credo di essere, per esempio, sospetto di essere l'unico scrittore italiano in attività che pubblichi con editori cosiddetti maggiori e che pubblichi solo libri di racconti, non per una scelta precisa, so fare quello e quindi i romanzi non sono capace. Ci ho provato 2 volte, ma sono venuto fuori delle cose tremende che non ho fatto circolare. Quindi l'esistenza di iniziative, che siano premi, che siano convegni, congressi, qualunque cosa, specificamente dedicata alla narrazione breve del racconto, è ovviamente una cosa che ci fa piacere, perché come dire, una luce minore, ma pensiamo, mi sembra quasi di essere un sindacalista degli scrittori di racconti adesso, ma pensiamo, quando si è sbagliato, che ci sia un po' di luce anche sul racconto. Quindi sono, a prescindere da tutto, contento che esista il premio Settembrini, come sono contento che esista il premio Chiara, che è un altro premio di bella tradizione dedicato al racconto. Sono utili perché anche questa forma, non così grande, imponente, importante, variegata e, come dire, centrale, ma comunque una sua rispettabilità, una sua esigenza. Ben lieto che esista a prescindere da tutto. Dopodiché, sono contento, questo per poterlo dire senza perifrasi, sono molto contento anche perché io mi sono divertito molto con i testi che fanno in questo libro e sono lieto quando mi si dice che il divertimento ha contagiato anche altre persone, ovviamente. Sono anche, mi fa anche un po' impressione essere qui nelle vesti di vincitore di questo premio, perché io ho partecipato a questo premio, sono stato finalista già diversi anni fa, quando il vincitore sempre pontificia con Le vite di uomini non illustri, un altro libro profondamente, sottilissimamente umoristico, libro bellissimo secondo me, e come dire, mi fa impressione trovarmi nella stessa posizione del pontifice che si trovò qui con quello che è uno dei più belli libri di racconti che avrei letto in vita mia. Non è che li avrei letti tutti, quelli che esistono, ma sono ancora proprio belli, bellissimi, e devo dire che la lezione di spiritezza e di esattezza che si trova in tutta la scrittura del pontifice e che
in quel libro lì è guiato verso una libertà, una felicità, una letizia vista al mondo che non si trova negli altri film. È qualcosa che a me è rimasto un bene che mi tengo da quella volta che credo fosse il 96. Quindi trovarmi tanta compagnia mia nuova, spero che mi dica Pontigia, ma quindi così come sono molto contento di trovarmi in questo doppio fuoco. Sono contento che anche delle persone di giovane età si sono divertite con questa scrittura che io ho cercato di rendere piacevole nella lettura, ma che ho sempre trovato molto complicato fare, perché questi raccontini, giustamente il professor Polini diceva, questa è una scelta, raccontini di questo tipo viene pubblicato in media in rete 406 nell'arco di alcuni anni, e i 132 sono una scelta del numero, e per me furono un esercizio di disciplina, perché avevo a un certo punto intravisto una forma, la forma appunto quella del professore Electroflash. Io nell'allenamento ho sempre usato un po' la gag. Una gag è una cosa, una gag è stupido bastecchito principalmente. Una gag è una cosa in cui ci sono molti piani sovrapposti e tante cose che vengono contemporaneamente e che si impiccano e si descrivono in maniere sempre impreviste per chi sta a guardare. E per questa forma avevo trovato un contenuto che era più. Siccome io sono un generatore di equivoci, come dire, ad alto potenziale, sono un generatore di equivoci perché sono pedante, molto pedante, ovvero per dalla lettera posso che tutto ciò che mi si dice. Posso fare le figure dell'idiota dicendo questo, ma io sono uno che, se mi domandate come va, io comincio a pensare, perché non è semplice rispondere a una domanda di questo tipo. Quindi, essendo io pedante, essendo vittima purtroppo della letteralità della lingua, continuamente in qualunque scambio, come nell'esempio che avete appena sentito, mi trovo in sovrana difficoltà. E mi interessava l'equivoco perché mi interessava capire che cosa dice la lingua nel momento in cui viene anche decontestualizzata, nel momento in cui è stata una lingua nuda e solitaria che deve dire quello che deve dire senza quegli appoggi che vengono dall'ammiccamento, dal gesto, altro. Questo spiega anche la frequenza delle conversazioni telefoniche in questo rivolto, che sono quelle conversazioni in cui manca il corpo. Soltanto la voce magari sussurrante, espressiva, ma è solo quella, quindi l'equivoco può raggiungere dei livelli favolosi. Detto questo, siccome poi sono anche un registratore perché ascolto tutto quello che si dice, anche oggi venuto qui con una curiosa accoglienza su quella c'era scritto Mestre, in realtà non andava Mestre, perché lo equivoco mi assedia, se il conducente si è dimenticato di cambiare il cartello sopra, per cui a un certo punto sono andato verso Ceneseo, che è il posto per sapere il sacco, e c'è stata una rivolta a bordo della corriera, perché ovviamente tutti volevano andare a Mestre, e abbiamo convinto il conducente a fare una deviazione, una cosa complessa. Ovviamente, se no, per rimettere queste cose, ho deciso, quando cominciai a tenere questo diario pubblico, dal quale sono stati questi racconti, fece un voto con me stesso. Cioè, io dissi che non volevo mai, in questo diario, non avrei mai appuntato qualcosa che mi fosse veramente accaduto. E tuttavia, volevo che questo diario fosse, nella sua bizzarria, perfettamente credibile. E questo spiega anche il sottotitolo, perché il sottotitolo che è stato drammatico in casa editrice, perché il titolo è "Sono l'ultimo a scendere e altre storie credibili", e il grafico continuava a scrivere "incredibili". Io no! Devono essere credibili le storie, e sono tutte invenzioni, elaborazioni, trasformazioni, fuorché un dialogo che sentì nella metropolitana di Roma, che aveva una tale perfezione per essere così struggente a modo suo, che io sono stato lì ad ascoltarla prima raggiungo sul patriarcato e non notai, perché era un piccolo puro lavoro di teatro. Quindi grazie per l'attenzione,
sono 10 livelli divertiti e poi sono cose divertite. Quindi il teatro, io ho lavorato parecchio in una compagnia che fa teatro bambini, dove poi tra l'altro l'equivoco Giappone Paola eccetera eccetera funzionano, sono sempre molto piacevoli. Il teatro mi piace molto anche il teatro fatto Paola. Sì, nel senso che penso a un teatro, per carità, adesso non mi dico elementare, ma un teatro che viene non so da figli campanile, e addirittura ha scritto per il teatro ma non riesce meglio, però aveva il gusto della battuta, gli aforismi di italiano, per esempio, qualcosa, forse c'era anche in questo. Poi fino, non credo sia una minore, io la stimo molto, fino a Franca Valeri, per esempio, cioè l'umorismo di Franca Valeri. Ecco, cioè lei ha qui il senso del dettino, per uno che non ha mai scritto dialoghi, come lei dice, è una rivelazione, perché ci sono i tempi teatrali che invitano lettori a cambiare intonazione di voce e a fare una pausa, a interzare poi con le domande, c'è molta mestria, insomma. Quindi io penso che al teatro sono magari a altri 11, non so come cominciare, visto che non hanno il romanzo, quindi neanche le commedie creati, quei 4, diciamo che se c'è qualcosa che mi piacerebbe riuscire a fare è un qualcosa di simile alle tragedie in due battute di Campanile. Stavo pensando a questo. E sono queste micro tragedie, infatti le due battute mime, che non fanno ridere, perché non sono comiche, perché sono una cosa assurda, sono campanilesche, sono delle aperture argelanti. Credo che tutto sommato questo libro possa essere considerato figlio di due scrittori maschi, come così, insomma, figlio di quel Campanile e di uno scrittore minorissimo che è Carletto Manzoni, con il suo Sino Veneanda, che è il più bello esemplare, più stupido che si sia mai visto in letteratura. letteratura. Vedendo il treno pensavo di citare Campanile e Manzoni, ha fatto lei, quindi sono riuscito a spiegarle. Ho in mente una tragedia in due battute di Achille Campanile che adoro, e la devo dire perché con questa forse possiamo chiudere ringraziando Giulio Mozzi. La tragedia si intitola Edipo a Colono, quindi tragedia, una grande tradizione della tragedia greca. Un messo batte alla porta della corte. Toc toc. C'è Edipo? Risposta: no, è a Colono. Si va. D'altra parte, poi me l'avete sentita fino a quando non mi chiedo di parlare. Quando avevo 6 anni, tanto per dire che le cose vengono da lontano, quando avevo 6 anni inventai una barzelletta. Se qualcuno di voi mai si è chiesto da dove vengono le barzellette, sapete che una, sfortunatissima, perché non mi metto una indietro, una l'ho inventata io. E la battuta questa, e la barzelletta è questa: mamma Pulce dice al suo pulcino che vuole andare per il mondo: vai figliolo, ma sii prudente. Benissimo le tragedie di quelle battute, però Manzoni, Campanile sapeva anche scrivere qualcosa di più ampio respiro, anche per esempio Il povero Piero, mi pare si intitola, sì, anche dei romanzi, sì, ma anche per teatro, cose più lunghe, come per esempio questa che se ricordo così, quando muore a un certo punto il Piero, e allora tutti sono preoccupati come farsi vivi, come annunciare la morte ai suoi parenti più intimi, no? E allora cominciano a stendere un telegramma, uno dice, comincia col dire: allora morto Piero, venite subito. No, dice così, hanno un infarto, non è possibile. Allora dice: Piero grave, venite subito. No,
dice tanto capiscono che morire grave è un eufemismo, grave è un eufemismo, vuol dire che è già morto. Allora Piero non poco bene, venite subito, io lo riduco ai 6 soldoni, no, dice, è lo stesso, è quel venite subito che inganna. Se voi scrivete venite subito vuol dire che è morto. Beh, allora scriviamo Piero benissimo, state lì, se vogliono capire capiscono. Però questo va avanti a lungo. E qui volevo chiedere, ma forse Mozzi mi ha già risposto, io volevo chiedere se lei per questi racconti e gli altri che non ha raccolto qui parte dalla realtà oppure la reinventa a distanza di... Adesso lei ha detto in parte sono inventate, ma qualche spunto ci sarà pure dalla realtà. Se però lei guarda la realtà pensando già che ne ricaverà qualcosa, oppure prima guarda la realtà da uomo libero e poi a un certo punto quando si mette a scrivere magari anche dopo un anno elabora e ricava il suo guardi, ieri mattina alle 7:15 ho preso preso... sempre le ore qui, quando parti, quando arrivi. Sono un uomo pedante. Ieri mattina alle 7:15 ho preso l'autobus numero 6 a Padova, accompagnando una signora di 82 anni, non di Padova, che doveva andare adesso non so contarvi dove. E questa è una signora che abita in un paese che fa un'età da ottantenne, quindi non è che non è giovane come lei, insomma, non è una che la ringrazio, ma io no di più. si ritenga cari. Nessuno li vuole. Quindi questa persona mi parla, sta in a casa, fa le piccole vite dei paesi, quindi frequenta delle amiche che hanno tutte più o meno la vita sua, o poco più o poco meno. Ma sai se questo autobus che è pieno di ragazzette che vanno a scuola, fondamentalmente. Ragazzetti di uniforme genere, colore, dimensione, eccetera, eccetera. Mentre io me ne stavo bello tranquillo nell'autobus, attaccato al porto così, vedo che questa signora per la quale ho trovato un posto è molto imbarazzo. Quando scendiamo gli dico ma qual è il problema? E dice non sono abituato alla gente. Io invece sono sempre in mezzo alla gente, perché mi succede se non altro perché non avendo la patente di usare i mezzi pubblici, quindi lavoro in tutti i luoghi che nella mia città sono continuamente in mezzo alla gente e a me la gente piace un sacco. Io lo guardo, sto a guardare le persone e, come dire, senza nessun tipo di intenzione dietro prendo nota di facce, di gesti, ascolto parole, ascolto battute, eccetera, eccetera. Per esempio, come ho trovato a posto la signora sull'autobus questa mattina, saliamo su, becco il primo giovanotto seduto, gli dico, per piacere, lasceresti il posto alla signora? Il giovanotto che davanti un quadernone sta ripassando, gli dice, no, io lo lascio a lui perché io devo studiare. Mi è sembrata una cosa molto ragionevole. Per dire, le cose sono lì, basta stare a sentire e guardarsi, succede un sacco di cose dove si vede il funzionamento e il disfunzionamento della comunicazione. Questa ragazza aveva perfettamente ragione, non era scappato, diceva ho anch'io una ragione per starmene comodamente seduto. E funziona così. Quando tornano fuori magari a distanza le risulta. Diciamo che ho passato qualche anno a investigare l'equivoco e per qualche anno lo vedevo molto. Adesso sto ragionando su qualche cos'altro, sto osservando molto più i corpi che non gli scambi verbali, perché ho avuto questo diario in cui scrivevo che sono stato per 7 anni, a un certo punto non ne potevo più. Adesso sto guardando i corpi sono un'altra cosa, fanno un altro effetto e quindi sto scrivendo delle cose in cui nessuno parla e tutti fanno gesti, si muovono le cose simili.